Bene, 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 bene. Mi pare che ci sia. Prima abbiamo avuto la puzzicherona che si chiamava Jacqueline Bortolon. Adesso che c'è sta il fratello Egidio Bortolon. Egidio. 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 Dove sta Egidio? Porca miseria. È dura qua ragazzi. Aspetta un attimo. Egidio, mamma mia. Aspetta un attimo che si accenda il microfono. Buonasera. Scusi, ma cosa ci fa qui? Il megazza mappa a fare il passaparola, tira e moia. Voi capite quello che sta dicendo? Voi capite? Bene. C'è un quiz. È un Scusate, c'è un quiz. Quiz. Non andare in letto. Quiz. C'è un quiz. Bambini, ma domani non c'è la scuola materna, le elementari, non so, qualcosa del genere? La fanno la scuola qua oppure no? E ora via, tutti in letto. Però prima abbiamo il passaparola perché Io faccio passaparola, chi l'ha fatto? Non so, ricordo più. Jerry Scotti. Insomma, vabbè. E ora Tite Peggeri, mi passo il passaparola, però ho bisogno dell'aiuto del pubblico. Da casa, l'aiuto da casa, come Sì. funziona il programma. Sì, ho d'accordo. Siete d'accordo? Allora, io faccio Jerry Scotti, lo zio. Aspetta un attimo. Prego, prego, prego. Ciao, biondo! Bravo! Siete d'accordo? Mi aiuti tu? Dico io c'hai, l'avevo visto. Biondo, che hai i capelli bianchi. Io non lo vedo uno biondo, però Sì, non so. ecco, la vara su muoiare come garito. E ora, mica bisogna passare parola perché mi era detto che va a bruciare anche a me. Sì, L'hai può visto? essere. Come Vabbè. mozzo potrebbe essere. E ora mi metto le cuffie. Ma quello lì sono cuffie invernali, riesci a sentire lo stesso? Sono wifi? Anche se la musica non sento. Adesso chiamiamo la regia a togliere la musica dalle cuffie di Egidio. Allora, animale autoctono del delta del Po. Con che no? Con che lettera? Vabbè, con la lettera A. Andiamo con- Ripetemela. Ripetiamo, animale autoctono del delta del Po. Arna! Bravo! C'era bravo! arrivato. Arna! Giusto! C'era arrivato. Bravo! Andiamo allora con la lettera B. Ricopre l'erba nelle mattine d'inverno. Difficile sta qua. A Brosema! Signore, dove vivi io? Mi stringi! So, la ragazza è bravissima, ha detto Brina. Brosema. Brina in italiano. A Brosema. Con le- Qua ise fiacchi. Qua ise fiacchi. Del fiacchi. Dai, Con la C. avanti. Autovettura fuori produzione. Aspetta. Cainasso! Che non so. Cainasso! Io mi vergogno, devo dir di sia. Con la lettera D. Gesto maleducato che si fa la mano. Deo! Bravo! Dove sei? Bravo! No, ho detto bravo! Tito in Deo! italiano. Lei in italiano correttamente ha Bravo, detto. bravo, ecco, bravo, Bravo, boh, bravo, andiamo bravo. avanti. Ragazzi, sono sua, sono tutto sua. Sei, si avanti. perde. No, con la lettera E di Empoli, il re della foresta. Passa parola, sono massa agitata, passa Vabbè, parola. allora chi passiamo la parola? Il re della foresta con la lettera No, andiamo avanti, Andiamo dopo, avanti, con vabbè. calma perché a studio, guarda, agitata. va avanti, dai, Con va la avanti. lettera F, bambina capricciosa e la... Minchia è scritto qua. E lamentosa, Con la F. con la F di Cosa Firenze. potrebbe essere con la F? Bambina capricciosa e lamentosa. No! No. Fritto, ti sei fritto, Con la- fritto, Con la lettera G di Genova. Fa bene per il sangue. E quanto devi? Può essere. Con la lettera H di hotel. Carne bovina ottima alla griglia. Insomma, guarda. Siamo in casa. Hamburger! Siamo in casa. Hamburger! Mezzo street food. Con la lettera I. Non particolarmente sveglio.
Potrebbe anche essere, Il calmacco loco! c'è. Però, mi scusa Jerry. Prego, Scusa. sì, Jerry adesso. E ora qua che abbiamo a gioventù Sì. che partecipa Sì. e invece di qua Insomma, vecchi, parla. ma che E falli dopo- per lei, falli per lei, E Egidio. dopo Ma si siete lamenta dei giovani. voi. Ma pensiamo un po', E falli ora- per lei. Guarda, tutti imbrassai su, guarda là. Ma saranno abbracciati alle loro consorti, ma lo potranno fare, no? C'erano. Dai, andiamo avanti. J.D. John. Chi sono John? John Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, il nome del poeta Pascoli. Ioli! Con la lettera L, deposito di concime. Lea Morro! Guarda qua, Bravi! devo dare un premio a tutti qua, Sapienza dei uomini che vota qua. Con la lettera N si abbina perfettamente con la polenta. È il musetto. È il musetto. Ah però, con la lettera N adesso di Napoli lo dice chi... Minchia è scritto qua. Chi in... Cioè manco sanno scrivere, poi vi dico come è scritto. Lo dice chi ignora. Con la lettera N, chi ignora. Con la N. Non so. Passiamo parola? Non so. Ah, non lo so. È giusto. No, lo sa, è giusto. È giusto. Beh, insomma, si vede. Con la lettera O si dice di un evento che capita spesso. Con la lettera O. Ogni pisata del capo. Può essere. Bene. Con la lettera P di Padova, visto che siamo vicini a Padova, vengono come conseguenza di una grande emozione. Con la P. La P di Padova. Pelotti. Porca miseria che brava. Con la lettera Q di Quadro, una ragazza credulona. La quaia. Con la lettera, scrivetela, con la lettera R di Roma, ragazze poco attraenti. Rovinassi. Che sia un rovinasso, no? Sì. Con la lettera S di Savona, bastoncino di legno utilizzato per l'igiene orale. S. Decadente. Qua io vedo, non so cosa, ma sticadente. Ehi, compagno, sti cadente. Lei lui. Vuole che chiamiamo il signor No? No, va avanti con la crociera mi dà Lettera T di Torino, Sì. camera da letto del Playboy. A Torara! Quella non necessariamente del Playboy, Con la lettera U di Udine, materia prima del prosecco. Adesso è anche il periodo giusto, vero? Con la lettera V di Verona, è la madre dell'uva. Ma dove sei tornato? Cosa sento dire? A Roma. Visea! Eccola. Visea! Qua, Vivio che ti stai attento, qua andare in crociera. Lettera Z di Zara, l'eroe spagnolo che cavalcava mascherato di nero. Beh, questo. È Zorro! Sì, beh, non è che fosse difficile. Abbiamo vinto e ora! Beh, abbiamo vinto, adesso lo chiediamo a Michele. No, Mancava una. una. Cos'era? la E. È il re della foresta, con la E di Empoli. Re della Con la E di foresta. Empoli, il re della foresta. E il leone! Ha vinto la crociera! Bel applauso a Egidio che vince una corriera. Beh ragazzi, si piace un dopo, ragazzi. Cioè va bene, ho capito che va un in crociera e voi altri sti tutti in casa. Però con lì siete più felici, se anche gratis, Adesso chiediamo al signor Aponte se ha la possibilità di portarla in crociera all'interno di MSC. Intanto, signor Egidio,
la ringraziamo e la salutiamo per la sua performance. Grazie a tutti che ho avuto caro stare qua con voi altri. Vi ringrazio e adesso vado a casa. Però vogliamo dire anche il suo nome corretto. Dai Federica, dai anche il tuo cognome. Io sono Federica Santagiuliana, grazie! Grazie Federica, a presto, grazie mille.